vogliamo raccontare, sotto forma di brevi pagine di diari, la storia dei nostri soldati della Valmeduna al fronte, nelle trincee del Carso, durante la Prima Guerra Mondiale. Probabilmente conoscete già il reticolato, ma spesso ve lo identificate con questo, no? Quindi una specie. Un odore acre mi pizzica le narici, un odore rancido, insopportabile, dei tanti corpi abbandonati, senza vita, sparsi nella terra di nessuno, rimasti intrappolati, appesi come crocifissi sui reticolati. Qui la vita è straziante, ormai mi affido solo a Dio. Spero di uscirne salvo. Ho partecipato a tanti inutili assalti. Ogni volta usciamo dalle trincee in tanti e torniamo solo in pochi. Spesso dobbiamo indossare le maschere antigas. Nel Monte San Michele molti sono morti asfissiati. Qui regna sempre la paura di morire. Ieri sera qui c'è stato l'inferno. Sembrava che il cielo venisse giù come un enorme coperchio di metallo, che la terra si aprisse sotto i nostri piedi. Un compagno accanto a me è caduto, sfigurato. Per cui i soldati stavano appollaiati sul bordo e il parapetto probabilmente era 1 metro più in là. Se ritornerò a casa, tu sicuramente a fatica mi riconosceresti. La faccia stanca, consumata dalla paura e dalla fame. Qui il tuono dei cannoni è assordante. Non si dorme, l'aria è pesante. San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna cosa manca. E il mio cuore paese più spazzato.
Sono stufo di questa guerra. Basta. Se sono ancora vivo è perché voglio rivederti, riabbracciarti. Voglio rivedere i miei monti. Ho un attimo di tregua, ma il mio cuore non è tranquillo. Vorrei sentire per un attimo il profumo del fieno e dei fiori sui prati. Invece sento ancora il fragoroso bombardamento di questi giorni per la presa di Gorizia. Nei miei occhi ho ancora davanti tanti soldati feriti, gementi sulle barelle e i morti sfracellati per terra. Oh Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza, che ritorno per molti non fu. Basta con questa guerra. La guerra è un capriccio, un giocattolo dei potenti. Noi vogliamo vivere in pace, non nel caos della guerra. Guardi i miei compagni che fumano silenziosi al sole. Non li riconosco più, non mi riconosco più. Non siamo più quelli di prima, la guerra ci ha cambiato. Sono stati dei soldati che si sono rifiutati di combattere. Sono stati fucilati. Avrei voluto essere uno di loro. Mi è mancato il coraggio. Mi manca tutto di te, mi manca tutto del mio paese, il vento tra le foglie degli alberi, il gorgoglio del torrente, la luce della mia vallata, le tue carezze, i tuoi baci. Questa esperienza ci ha fatto riflettere sull'importanza della pace, ma anche a provare emozioni fortissime. L'amore verso i familiari, la solidarietà, la libertà, il ripudio della guerra, la paura, il contrasto tra vita e morte. È stata una grande emozione raccontare queste storie sui luoghi della Grande Guerra, dentro le trincee. È stato un po' come rivivere sulla nostra pelle tutte le difficoltà, le paure e i sacrifici che i soldati hanno dovuto sopportare. Oggi arriva la posta e domani c'è doppia razione. Non sai quanto mi costa aspettare notizie, pregando che siano buone. Mi hanno dato una nuova coperta e riusciamo anche a farci un discreto caffè. 5 centesimi, un foglio di carta, sto bene, così spero di te. Tapum, 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 Stanotte montavo di guardia e ho visto una stella cadente. Mi sembra ci fosse una lacrima sul volto del signor tenente. Crucchi cantavano piano a 300 metri da me. Vorrei che tu fossi vicino, sto bene e così spero di te. Tapum, 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 tapum. La pioggia mi è entrata nel cuore, scendendo fino agli scarponi.
non abbiamo timore dei lampi seguiti dai tuoni, ma quando mi sdraio per terra con tutto quel fango che c'è, io sogno finisca la guerra, ma sto bene e così spero di te. E sogno una nuova tradotta riempita di commilitoni che mangiano pane e ricotta e intonano vecchie canzoni. E nell'ospedale da campo i feriti che tornano in sé. Io che non sono più stanco, sto bene e vengo da te. Tapum, 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 pum, pum. Lascio che arriva già il buio e qui non si vede già più. Salutami tutti e rispondi, raccontami come stai tu.